Siamo in Costa Rica in una foresta di montagna, circa sui 1800 metri, è una foresta nuvolosa molto umida, sta piovendo anche in questo momento. Ci siamo imbattuti in un bruco bellissimo, è un bruco di una farfalla notturna, di una falena, che si chiama Automeris, caratterizzata dal fatto che le ali posteriori di queste farfalle hanno due grandi occhi finti che sembrano gli occhi di un gufo e servono per spaventare i predatori. Questo bruco ha la particolarità di avere delle spine molto velenose e sono la sua difesa contro i predatori. Io ovviamente non lo toccherò. Da vicino ha una bellissima colorazione, ma da lontano questa colorazione diventa criptica, cioè è difficilissimo da individuare in mezzo alla vegetazione. Gli adulti vivono veramente pochissimo, di solito solo 3-4 giorni, il tempo indispensabile per la riproduzione, e non si nutrono, hanno un apparato boccale che non funziona più e vivono solamente delle energie che il bruco riesce ad accumulare durante la sua vita, che può durare anche un paio di mesi.